Allora, sono Mimmo Gambino, sono un volontario ALM, Associazione Locale Missionaria, di cui abbiamo qui rappresentanti Graziana Scalco della Diocesi di Vicenza, la presidente e la consigliera nazionale dell'associazione, lei un'associata. Per la prima volta abbiamo scelto Agrigento per organizzare questa settimana, questo campo missionario dedicato non solo ai partecipanti del campo, che tra l'altro rappresentano ben 8 diocesi italiane che hanno accolto questo invito. Siamo 12 rappresentanti da diverse diocesi, tra le quali Torino, Vicenza, Roma, Oria, Bari Bitonto, Padova, credo di non dimenticarne nessuna. Quello che volevo dirvi è che abbiamo scelto questa data, questo periodo, in ricordo dell'anniversario che Papa Francesco venne a Lampedusa. Infatti abbiamo scelto come titolo del nostro campo, del nostro primo Week Calm, Mediterraneo, proprio per ricordare che il Mediterraneo è un luogo di incontri, un luogo dove si stabiliscono le relazioni, e in particolar modo abbiamo deciso, noi siamo abituati come associazione laicale missionaria ad andare fuori, all'estero, alle missioni, accompagniamo giovani da diversi anni. Questa volta abbiamo voluto organizzare un campo per far conoscere ciò che all'interno della diocesi di Agrigento si fa e poter condividere le nostre esperienze con le esperienze dei rappresentanti dei paesi, delle altre diocesi, e quindi continuare a creare quelle relazioni che sono tipiche nostre del Mediterraneo. Che esperienza state facendo ad Agrigento? In sostanza, alla fine, dopo quello che ha detto Mimmo, un campo di animazione missionaria itinerante. Quindi ci sposteremo di paese in paese, incontreremo le comunità, incontreremo le persone, faremo esperienza di vita di animazione missionaria con le persone di Agrigento e delle varie comunità che incontreremo. Ecco. Cosa significa incontrare gente nuova e parlare di queste cose importanti? Per me questo significa un mondo, aprirsi a un mondo che magari non ho mai vissuto, un mondo di riscoprire il Signore. E il Signore in questo nuovo volto che mi presenta davanti a me. Per me questo è molto importante. E poi siccome una volta vedevamo solo le missionarie che venivano in Africa, adesso è un'altra esperienza essere qui e continuando a essere la missionaria che potevo essere in Africa anche qua, perché anche qua c'è bisogno. Questo per me è molto importante, poi mi incoraggia di andare avanti. Il tuo nome, scusa? Il mio nome è Perpetua Nsenje. Vengo dallo Zambia che è nel sud centrale dell'Africa. Oggi è il primo incontro della Week Calm, l'Associazione Laici Missionari ad Agrigento. Sì, questa bella iniziativa che si iscrive in un percorso lungo, molto più lungo della mia permanenza qui ad Agrigento, perché è un rapporto che inizia quando la diocesi di Agrigento era in Tanzania, nella parrocchia di Ifmani, e adesso per la prima volta l'Associazione Laici Missionari guarda in qualche modo al territorio e sta sperimentando questa settimana itinerante, ed è la prima volta che la accogliamo anche qui ad Agrigento. La missione è un po' la parola d'ordine oggi, al di là dei luoghi dove si svolge, no? Ma è il volto attuale della Chiesa. Quando Papa Francesco ricorda con quella frase, no? Una Chiesa in uscita,
Come chiesa in uscita, uscire da dove? Uscire per andare verso dove? No? E la chiesa in uscita è questa chiesa che si apre a una pastorale missionaria che annuncia il Vangelo nelle situazioni anche più impegnative, nelle regioni del mondo dove il Vangelo ancora non è arrivato in pienezza, no? Ma anche da noi dove è arrivato ma forse l'abbiamo dimenticato. E allora è una testimonianza importante, alle soglie peraltro, alle soglie del Giubileo del 2025.